Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco e buon ultimo dell'anno. Oggi andiamo a concludere il ciclo di video di quest'anno su Matto Scacco andando a sfidare i migliori computer, migliori motori, i migliori bot del 2023. Infatti, penso che ormai lo sapete, su chess.com potete giocare anche contro i computer. Qui a lato ci sono vari personaggi e il motore va ad imitare lo stile di gioco di alcuni personaggi più o meno famosi. Noi andremo a giocare contro i The Best of 2023. Ci sarà Mittens, il gattino che ha uno di elo ma in realtà è fortissimo, ragazzi, non so se ci avete mai giocato, è potentissimo. Poi c'è Frankenils, che in realtà sono sempre nomi strani, Grandpa Gambit. Poi c'è Deadloss, che sarebbe Deadpool, e poi c'è Chess CPT. Allora, io mi terrei il gattino alla fine perché il gattino è veramente disumano e partirei con Chess CPT andando poi al gattino come mostro finale. Vai! Vai, Chess CPT. Da quello che so io sei veramente scandaloso a scacchi, quindi dovremmo vincerla facile noi oggi questa, no? In teoria, no? Esattamente. Dai, chiudiamola su velocemente perché premove Urco, complicazioni. Attenzione, complicazioni devastanti. Complicazioni devastanti. Attenzione, ha sottovalutato ChatGPT. Per fortuna. Per fortuna. Cambio di donne. Ottimo. Metti il re qui. Cavallo, dai, così arrocchiamo. E invece fa scacco con la torre. Infatti, lo sapevo io. Scacco con la torre. Ma quasi quasi gioco re in e2. Chi me lo fa fare a me ad arroccare senza le donne? E qui... Sì, dai, andiamo di alfiere. Vai. Questa ce la portiamo a casa, ragazzi. Questa ce la si porta a casa. Adesso chiedono un cambio di torri, perché il principio fondamentale è che quando sei in vantaggio di materiale tanto, qui c'ho più 4, scambia pezzi che vinci facile. Allora, in realtà non ho alcun motivo per fare la presa al varco, potrei catturarti intanto qua, che mi sembra cosa buona e giusta. E poi appena apri lì ti cambio gli alfieri. Benissimo. E andiamo qui e iniziamo a creare reti di matto sul tuo re, cose cattivissime. Allora andiamo qui. Attenzione, aspetta. Facciamo le cose fatte bene. Andiamo qui così il re fa un arrocco manuale in F1. Ok. Qui comunque non ci puoi venire, no? Questo è bene che tu lo sappia. Adesso c'è questo magari. Va bene, sto giocando veloce dato il grande vantaggio di materiale, però sì, la partita... Qui c'è il matto. Arrivava il matto con la torre. E allora dobbiamo far sì che il matto arrivi. Devo giocare F4, deviando l'alfiere, così arriva il matto. Attenzione, deviazione matto. Mizzico, ma sei una spina nel fianco. Sei una spina nel fianco, arriva il matto. Bam! ChatGPT annientato. Bene. Questa era easy, questa sfida era easy. La vera sfida adesso arriva con gli altri. Andiamo a giocare contro Dead Lost, che sarebbe Deadpool. Qui iniziamo a non sottovalutare nessuno. Perché questi motori iniziano già a giocare come si deve. Quindi abbastanza concentrati, facciamo robe easy. Facciamo robe oneste. Arrocchiamo il prima possibile, cosa che dovreste sempre fare, ragazzi. Facciamo un colle... Come si chiama sto colle qui? Colle Zuckertot si chiama. Ah sì? Beh, a questo punto... Allora, se ti catturo io, tu catturi qui, ti crei l'avampostone qua. No, non te lo faccio invece. Ti sarebbe piaciuto, ma non te lo faccio.
e va bene. Ok, ragazzi, quando cambiate i pezzi dovete sempre avere un'idea dietro al cambio, non cambiate mai a caso, come sta facendo Deadpool. Ok, per fortuna mi regala un pedone, adesso devo capire se prenderlo di regina o di cavallo. Se prendo di regina mi rompe subito le scatole, forse di cavallo. Cavallo un po' più conservativo, però anche di regina non mi dispiace. Regina, piazzi la torre e torna a casa, chi se ne frega. Regina, regina, regina. Cambio di regine con un pedone in più potrei quasi accettare, però dove sta scritto che debba essere io a prendere l'iniziativa? No, ragazzi, a volte le iniziative le possono prendere anche le donne. Che gioco di parole! Allora, ora mi sta spingendo a fare qualcosa. Mi sta spingendo a fare qualcosa, o a ritirarmi o a cambiare le donne. E credo che cambierò le donne. Anche perché il tuo cavallo qui non sta mica tanto bene, eh? Quindi, tutto sommato, sono anche felice. Anche il mio cavallo qui sta malissimo. Ok, vediamo come, come evolvere questa situazione. Credo che dovrò far spazio a questo alfiere, quindi sto pensando un E4 di 5. E4 alfiere G7 D5. Tu puoi sacrificare qui, io perdo l'alfiere. Allora iniziamo a fare così allora. Iniziamo a raddoppiare sulla colonna C. Va bene? Alfiere G7. Ok, questo cambia tutto, perché se prima mi piaceva questa roba qui perché ti bloccava il cavallo, ora il cavallo in realtà si fa, c'ha le case dopo questo tipo di spinta e quindi questo che stravolge tutto, il cavallo in E5, il cavallo in C6, ma in realtà mi piace ancora. In realtà mi piace ancora il cavallo, qui c'è un'ottima casa, poi può andare in F5, può andare in C6, quindi ok, arriva un doppio attacco qua. Credo che difenderò con F3. Non è la mossa più bella del mondo, ma... Urco! C'è anche questa! C'è anche questa, signori! E beh, che ci vuoi fare? Mi sa che me la piglio questa, eh? Questa me la piglio. Me la piglio. Che ci devi fare? Che ci devi fare? Porca vacca. Tra l'altro mi sono sdoppiato. Guarda, le torri sulla colonna C me le ha fatte sdoppiare. Ho perso 2 tempi. Ho perso 2 tempi con sta mossa. Ah. Vabbè, ben mi sta. Mi piace giocare rapido, mi piace giocare veloce. E queste sono le conseguenze, Christian. Fai il figo contro Deadpool. Lui ti mazzula. Devo capire se sto cavallo qui può avere qualche significato. Perché se non ha significato qui lo devo portare da questo lato, ma avrà un significato da quel lato? Vabbè, dai, tutto mi dice che lo devo portare di qua. Va bene, dai, portiamolo di qua. Controlliamo un po' queste case. C'ho questa. C'ho questa che farà sì che la sua torre vada qua per andare qua. Se faccio A4 penso che non sia particolarmente buona, questa però penso sia buona, quindi prima di cavallo C6 facciamo robe così, o anche questa così, tanto prima o poi entrambe le torri, no? Penso che debbano andare sulla colonna C. Vai, io penso che non ci sia fretta per questa, penso che non ci sia fretta, anzi ora posso anche raddoppiare. Questa non è bella, eh? Scacco, tac, sei costretto a salire per dire alfiere. Bene, bene. Sono stato graziato, sono stato graziato perché secondo me la partita non si stava mettendo bene, non si stava mettendo bene per nulla. Catturiamo, così perde il cavallo se cattura di pedone. Ok, a questo punto cambio i pezzi molto volentieri.
Bene, adesso con un cavallo in più e un paio di pedoni penso che dovrei portarmela a casa questa partita, quindi andiamo. La prima cosa da fare, ragazzi, nel finale è centralizzare il re, sempre. Anche perché il re nel finale vale 4 punti, ricordatevi questa chicca abnorme, 4 punti, 4 punti. E centralizziamolo questo pezzo che vale 4 punti, centralizziamolo. Vai che se riesco a dare scacco cambio i pezzi, invece no, diamo scacco qui così. Ok, quindi adesso ci prendiamo questo, no? O questo. In realtà se mi prendo questo creo la via libera a questo, quindi quasi quasi. E se catturo questo creo la via libera a questo. Però questo è già più avanzato, quindi credo che convenga catturare questo, no? Oh, tutti gli aerei del mondo stanno passando in questo momento. Tutti. Un altro scaccherello secondo me male non fa. Tenendo conto che questo cavallo è sospeso. Questo cavallo è sospeso. E allora, sai che ti dico, caro cavallo, ti gioco questa. Cambi o perdi? Va bene. Come direbbe Gigi D'Alessio, e va bene così, me ne vado da te. In realtà ha senso spingere. Ecco qui, a posto. A posto, a posto, andiamo, andiamo. Ho paura di perderlo quel pedone, se faccio il piccio. Allora, facciamo così. E spingiamo anche qua, va? Va bene, è andata anche questa. Siamo tutti felici che finora le partite sono andate come dovevano andare. Ok. Spingiamo. Spingiamo e arriva la promozione. Attenzione solo allo stallo, perché io lo so che questo vuole fare stallo. Quindi assicuriamoci che lui possa sempre scappare almeno da una parte. Ok, F5, H7 dovrebbe essere matto. Tac, può scappare qui e poi arriva matto. No, non può scappare lì, arriva lo stallo su questa. Attenzione! Attenzione! Non c'è questa e poi questa, credo di sì. Oh, forse c'è un modo più veloce per vincere, però credo che questa basti. Yeah, ci siamo. Deadpool. Devi fare qualche partitina in più a scacchi, eh. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Bot successivo. Grampa 1650. Qui ci vuole fegato perché questi sono forti. Poi io gli faccio il gambetto Budapest. Vai, accetta quel pedone. So che sei ingordo di pedoni. Sei ingordissimo di pedoni. L'idea è... Ok, esiste questa? Porca vacca, mi sa di sì. No, dai, non puoi già avermi messo in crisi. Ah, perché? Perché faccio queste aperture? F6 devo giocare, no, dai. Perché alfiere 7 non voglio giocarla. Alfiere 7 devo giocare. No, ti prego. Ma ora ti faccio io scacco, senti un po'. Ah, bello. Che cacchio. Fammi capire un po' qui la situazione com'è. Fammi capire un po' la situa. Ok. Esiste donna qui? Credo che esista. Triplo attacco su questo punto. Bene. Adesso, per non perdere tempi fondamentali, soprattutto se vado qui, credo che perdo l'alfiere direttamente, quindi sono obbligato a catturare e poi adesso ci riprendiamo il pedone.
Ci riprendiamo il pedone, signori. Eccoci qui, tutto sotto controllo, tranquillissimi, tutto sotto controllo. Tra l'altro con struttura pedonale migliore rispetto a quella del mio avversario, che ha 1000 isole di pedoni, col Kaiser che ti catturo perché ti sdoppi i pedoni, ma se non altro io gioco D6, se mi catturi mi unisco i pedoni su questo modo e siamo tutti felici e contenti. Alfiere qui mi ispira tanto. Mi ispira tanto. Per un bugiardo. Sì, dai, questa credo che sia quella giusta. E poi arrocco, perché se arrocco subito, oppure che ci sia donna di 5 che mi impedisce poi in futuro gli sviluppi di questo alfiere, perché quindi così poi tu mica giocherai questa, perché appena mosso la torre lì io ti catturo, poi ti catturo, guadagno un pedone, tu guadagni... Aspetta, qui bisogna vederle tutte. Al tac. Torre qua. Cattura, cattura. Cattura sono in vantaggio di un pedone. Vai in vantaggio di un pedone anche tu. Tac. Tac. B6. E se io gioco B6 è finito il giochino. Aggiudicato. Aggiudicato. Ok, penso che arroccherò corto. Meglio essere prudenti. L'arrocco lungo non mi piace per nulla, a parte che penso che perderei gratis su un pedone, però arrocco corto, immediately. E poi credo che prima o poi io debba cambiare le donne. O comunque non voglio unirgli i pedoni, questo è poco ma sicuro. Bene, meglio così. Meglio così. Raga, meglio così. Ok, scrive troppo questo signore. Se qualcuno ha voglia di tradurre. Ok, è arrivato l'attacco su B7 come immaginavamo. Adesso dobbiamo capire se A, piazzarci una torre dietro e renderla passiva, B, giocare B6, posizionare i pedoni sul nero, dato che ho l'alfiere campo chiaro. Io credo che questa opzione vinca, anche se questa opzione gli dà la possibilità a lui di giocare C5. Gli dà a lui la possibilità di giocare C5. Però credo che sia molto meglio rispetto a mettere una torre passiva. Quindi senti, gioca pure C5. Se non lo fai tu, faccio io C5. Ah, l'ha fatto lui, infame! Perché si può fare questa mossa? Perché a me non conviene andare in vantaggio di un pedone, ma avere i pedoni doppiati. È meglio avere una struttura solida, compatta. E vabbè, vorrei dire che doveva andare così. Questa torre... Mettiamo questa torre qua. Con l'idea di andare qua. Vai, vediamo lui cosa fa con questo pedone. Lo lascia lì? Esatto, lo lascia lì. Su questa però devi prendere una situazione, no? È vero che c'è il alfiere C4, però penso che dopo la cattura penso di stare molto meglio, no? Penso. Cattura. Penso di stare molto meglio. Penso. Dai, questa la devo fare. Cioè non posso non farla. La devo fare. Non lo so. Siamo pari, ora siamo pari di materiali. Io gioco questo, tu giochi alfiere C4. Vado in vantaggio di un pedone. Mi doppi i pedoni brutti, molto brutti questi. Però dai, qui vado in vantaggio non solo di un pedone, ma esatto. Cioè, penso di stare meglio, no? Che dite, ragazzi? Fatemi sapere con un commento qui sotto. Penso di stare meglio perché comunque ora ti faccio pressione qui. Ecco, tra l'altro ora mi hai regalato... Ok, ora dobbiamo capire se prenderci questo regalo e lasciar sì che lui entri con le sue torri in settima, oppure avvicinarmi. E avvicinarmi io sceglierei, credo senza dubbio, l'opzione di avvicinarmi. Questo te lo lascio lì. Tanto quello è debole, così come questo è debole. Questi prima o poi cadranno, ma evitiamo che tu possa entrare in settima, se no capiteranno i disastri. A parte che cattura, tac, mi entri anche in settima. Io ho la torre che sta a badare alla settima, al pedone C7, no? Potrei quasi giocare in maniera ingorda. No, niente, come ho detto, no, non posso lasciare che mi tieni il re fuori gioco. Come non detto, re in E7, devi tenere gli ingressi in D7. Cattura, tac, tac. Ora posso però. Ora posso, perché hai perso un tempo, ora posso mangiartelo. Torre qui, faccio in tempo a venire qui col re.
Se fai qui per raddoppiare... Dai, ora posso in teoria. Qui credo che abbia sbagliato. Chiede il cambio di torre. E arriverà a C5. C5, torre qui e re qua. Ok, pedone passato. Pedone passato. Ok, la prossima torre di 8, cambiamo le torri e... mi fa cambiare le torri! E allora sono l'uomo più felice del mondo. Bene, finale di pedoni con 2 pedoni in più. Attenzione, questi sono molto brutti, però devo dirti che sono brutti ma mi fanno da scudo. Quando lui avanzerà, questo sarà un ottimo scudo. Quindi l'obiettivo è andare a promozione qui, perché è più facile andare a promozione qui che a sinistra. Quindi... posso già solamente avanzare coi pedoni, per dire, no? Avanziamo con i pedoni. Tac, tac, cappellata. Avanziamo coi pedoni. Tac, tac. Avanziamo col re. Vediamo se mi fa questa. Ok, è lui che vuole venire qui. Però arrivo prima io a promozione, dai. Cioè, per forza. Se io ti gioco questa, tu sei costretto ad andare lì e io vado qui dentro. No, sì. Perché se vai qua, vado a promozione sul serio, no? Ok. Poi c'ho A5, B4... Ok, qui non bisogna fare nulla, cioè nel senso qui non devo dire addio adesso spingo qualche pedone così, no, perché il mio obiettivo è andare a promozione prima che ci arrivi lui, quindi adesso qui dovremmo arrivarci. Ecco, qui forse è il caso di fare qualcosa, perché se non faccio nulla, fai pensare, potrei forse anche non far nulla, se mi cattura sono felice, se spinge, tac... tac, si ritrova un pedone da solo. Ma in realtà sai che potrei non far nulla, perché se catturo gli unisco i pedoni, però comunque non riesce a passare. Potrei anche non far nulla, intanto potrei anche non far nulla perché c'è lo scacco, no? Ok, e intanto non facciamo nulla. Bene. Bene. E io ti catturo e cambio strategia, vengo qui con re. Tanto... quando ho 2 pedoni così uniti, questi pedoni non permettono al suo re di venire davanti. Quindi potrebbe essere anche una buona strategia. Addirittura, se io questo non te lo catturo, ma vengo direttamente qui col re, tu hai un pedone debole qua. Tipo se io gioco così. Che fai? Catturi, bene. Adesso sono pronto a mangiarti questo pedone. Il suo re davanti ai miei pedoni non può venire, quindi ci prendiamo questo. Bene. Continuerà lui a cazzeggiare qui avanti e indietro e a questo punto, proprio senza rischi di nessun tipo, io andrei a promozione con questo pedone. Ma proprio zero rischi. Ora qui lo blocchiamo, direi di bloccarlo perché sennò potrebbe avere malsane idee. Va bene, adesso c'è anche un altro pedone in fuga. Va bene, andiamo. Adesso andrò con questi 2 più esterni. Questo comunque ricerca anche lui lo stallo, eh. Guarda come ricerca lo stallo. Però dai, non è possibile stallare perché c'ha miliardi di posti dove andare. Ok. Ok, adesso invece diventa già più possibile. Intanto avviciniamoci con la regina. Ok, se gioco questa è matto alla prossima. Lui è costretto ad andare o qui e poi gli arriva la regina. On the face! Regina on the face, bammete! E anche il Grampa è andato. Adesso credo che arrivi il gattino. Ah no, prima c'è... ok, va bene, vai, andiamo. Andiamo più carichi che mai.
1800, 1800 potrebbe farmi a strisce. 1800 potrebbe farmi a strisce, ma noi giochiamo tranquilli. Noi giochiamo tranquilli come prima. No risk, no risk, perché bisognerebbe rischiare? Ma chi ce lo fa fare? A noi. Ma chi ce lo fa fare a noi di rischiare? Errore madornale, errore madornale, errore madornale. L'ho detto 400.000 volte, ma lo ripetiamo. Nelle partite di donna, le partite che iniziano con D4 e D5, il pedone C è troppo fondamentale. Quindi se vuoi mettere il cavallo in C6, prima spingi il pedone in C e poi ci metti dietro il cavallo. Ragazzi, non giocate mai cavallo C6 senza aver spostato il pedone nelle partite di donna. Questo mi aiuta a fare questo, però forse può giocare 5. Fammelo giocare a me prima che la giochi lui, anche se credo che possa giocarla lo stesso. Infatti l'ha giocata infame! Infame! Se io gioco questa... Oddio, che casino, che casino! Se io gioco questa... Mamma che casino. Ok, qui bisogna calcolare. Gioco questa, tu vai qui col cavallo, io catturo qui, tu arrivi qui con la torre... Io catturo qui. Tu vai qui con qualcuno. Iniziamo a catturarti qui, va? Teniamo la colonna E chiusa per quanto è possibile. Sì, ti catturo così la colonna si chiude, no? Ti catturo così la colonna si chiude e arrocco. Tu hai qualche sacrificio se arrocco? Arrocco... forse hai... Forse... il dono greco! Attenzione, attenzione! Catturo, arrivi qui con l'alfiere, arrocco, alfiere per H2, re H2, cavallo scacco. C'è il dono greco, c'hai. C'hai il dono greco. C'ha il dono greco. Non posso neanche perdere l'alfiere. Bene. Devo giocare prima H3 allora. Giocherò prima H3, così mi evito tutte le rogne. Yes. Torre N8 arriverà sicuro come l'oro. Peggio, forse peggio ancora. Forse peggio ancora. Però io ho cavallo F3. Cavallo F3 credo sia una buona contromossa. Cavallo F3. Dovrebbe fungere. Cavallo F3. Torre qui. Pedone per D4. Io ho paura solo che perdo la donna. Questa è l'unica mia paura in questa posizione. Ok, no, qui credo che mi ha regalato un pedone. Se mangio di pedone arriva lo scacco. È mortale lo scacco, no? Perché cattura, cattura. Torre qui. Donna C2. Alfiere C6. Ok. Meglio di no. Se catturo, scacco, mi paro d'alfiere, cattura di cavallo, dovrei cavarmela lo stesso, però avrei due pedoni centrali. Se catturo di cavallo, zero rischi. Cattura di cavallo è la cattura a zero rischi, le catture che piacciono a me. È vero che c'ho un pedone qui un po' inutile, sarebbe bene catturare così. Però gli do del controgioco, scacco, tac, torna indietro. Non so, siccome sono un fifone, io vado di cattura e no risk. Risk free. Vai. Torre 8. Bene, ora è il momento di arroccare e di togliere la regina da questo postaccio. Esatto, tra l'altro lui non può incrementare la pressione perché sennò io lo catturo. Se gioca C5 me ne torno a casa. Giusto, no? Sto solo cercando di capire. Ho sempre F3, ultima alternativa, proprio ultimissima. Quindi si può arroccare, no? O devo giocare robe più strane? Penso che si possa arroccare. Speriamo di non essere un perso nulla. Ok, C5. Mi è scacciato il cavallo. Ovviamente non posso andare qui.
Sono costretto ad andare o in C2 o in F3. Credo che F3 sia di gran lunga la casa migliore per questo cavallo. C4 interessante. L'ha fatta. L'ha fatta. Perché? Perché se gioco alfiere C2 puoi giocare alfiere C6 e metti 3 attaccanti qui sopra. Devo giocare alfiere B1. Ok, credo che debba prendermi questo pedone. Facciamo un pedone per pedone. Tu ci andrai di cavallo, suppongo. Di torre, ok. Attacco doppio, attenzione, attacco doppio. Attacco doppio. Arrivano le rogne, attenzione. Allora, c'è donna di 3, io devo mantenere il contatto con l'alfiere. L'unica è donna di 3 dove attacco anche questo alfiere. Dimmi che funziona per ora. E no, perché su donna di 3 c'è alfiere F5. Stanno arrivando le rogne. Però, in realtà, è vero che c'è una scoperta, ma scoperta di che? Scoperta di che? Ok, direi che è il momento di mettere in salvo questo alfiere con alfiere B3. Alfiere F5. C'ho cavallo qua. Cavallo qui mi farebbe dormire molto più tranquillo, sai? Cavallo qui che mi tiene al sicuro dall'alfiere F5. Mi mantiene qui. Cavallo qui. Scacchi così non fanno paura. Cavallo D4. Cavallo D4. Cavallo D4. O se no che cosa ho qui? Ho qualche... Oh, questa! Scacco e cavallo G5. Sì. E dovrebbe funzionare, no? Alfiere qui. Re fuori. Tac. Aspetta, vediamo un attimino. Alla fine io ti prendo sia la torre che il cavallo. Questa. Uno, cioè, dà la soluzione sotto l'occhio. Giusto, no? E se tu non me lo catturi, giochi re F8? Poi ci pensiamo, dai. Questo è il vero professionismo. Poi ci pensiamo. E infatti! No, dai. Me lo dovevi catturare, infamone. Infamone. E mo so cavoli. Perché adesso c'ho anche questa. Ma perché? Non mi sono fatto gli affari miei con ste mosse. Oh, io c'ho la regina quasi in trappola qua. Cioè, non so se è chiaro il discorso. Questa ce l'ho, ora ce l'ho questa, perché attacco la torre. Su alfiere qui, torre, vabbè. Su questa devi andare via con la torre. Se vieni qui, io c'ho alfiere B3. Forse c'ho questa comunque. Tra l'altro, con qualche minaccina carina di questo tipo. Cavallo qui. Cavallo qui, devi togliere la torre. Devi togliere la torre, non ci sono altre possibilità, no? Non è che ti inventi qualcosa dal cilindro magico. Devi togliere la torre. Ok, bene. E adesso alfiere B3. E siamo tutti felici. Con idea sempre alfiere C2. Giusto, no? Fai vedere se c'è qualche altra figata qua da fare. Tipo sacrifici qui. No, credo che tranquillamente alfiere B3 sia la mossa da fare in questo momento. Bene. Torre di 8. Ok. Ok, ora questa non posso giocare. Posso giocarla lo stesso in realtà perché cavallo, torre, alfiere, donna,
alfiere, vado in vantaggio di una qualità. Posso farlo. Posso farlo. Si può fare in realtà. Quindi la facciamo. Giusto? O a meno che, fammi vedere perché, scacco, torre, alfiere, scacco. No, vado comunque in vantaggio di materiale, in teoria, no? Scacco. Ora se fai questo è un casino perché ci sono le scoperte. Alfiere. E se tu prendi qui mi prendo il tuo alfiere. Ok. Comunque mi prendo l'alfiere. No, che cacchio stai facendo? Ok, c'ho questa. C'ho questa qui. Tengo l'alfiere, minaccio il cambio di donne, mi tolgo dai matti in questo modo qui. Giusto? Sembra giusta. Ok, ok, ok. Ok, e ora la situazione si fa veramente difficile. Questo alfiere lo dobbiamo salvare a tutti i costi? O gli chiediamo o giochiamo questa? Se arriva a torre qui, questo alfiere comunque credo che in qualche modo si possa salvare, quindi non è ora obbligatorio ritirarlo subito. Però attenzione, lui minaccia, quando io toglierò il collegamento tra la mia regina e il suo alfiere, lui minaccia scacco e perdo la regina. Ricordiamoci questa cosa qui. Quindi questi devono essere uniti, se sono uniti sono forti. Se già gioca torre qui e me ne vado con l'alfiere dall'altra parte, finché sono uniti questi sono forti. Bene, ricordiamocelo per il futuro. Ricordiamocelo per il futuro. Torre qui, alfiere qui. Torre qui. E appena tolgo l'alfiere, zacchete, arriva lo scacco. Allora, o gioco B3 e la regina così è tenuta, oppure intanto gioco alfiere G5. Alfiere G5 tu che cosa fai? Onestamente, che mosse puoi fare? Scacco, tac. Alfiere G5. Ti minaccio questa e metto in collegamento le torri, che non è affatto male. Se tu giochi B5 invece, se tu giochi B5, se tu giochi B5 è un problema. È un po' problema fino a un certo punto perché io gioco donna B3. Sacrificio, tac, donna C6 scacco. No dai, non può essere buono, ti mangio anche questo alfiere. Quindi B5, mal che vada, ho donna B3. Quindi, andata. Oh mio Dio, cacchio stai facendo? C'è questa, c'è questa. C'è questa che però ora è tenuta. Ok, la situazione si sta complicando più del dovuto. Senti, giochiamo questa, ti minaccio questa e ti minaccio questa. Però c'ho sotto l'alfiere. Ho sotto l'alfiere, quindi devo giocare alfiere qui. Arrivo ragazzi. Eccomi ragazzi, corriere Amazon, poverini, lavorano anche il 31, così come tanta gente che lavora anche oggi. Allora, qui la situazione si sta complicando, tantissimo proprio. E se non voglio perdere, perché l'idea di giocare alfiere 3 ci sta, alfiere 3. Qui si sta complicando tantissimo, alfiere 3. E tu mi giochi dopo cavallo qua. Tu mi giochi dopo cavallo qua. Però senti, alfiere 3. Cavallo qui. Esatto, esatto. Cavallo lì. Donna qui.
Alfiere 3. Cavallo qui. Donna di 3. Donna di 3, alfiere di 7. Donna di E2. Va bene, accetto la sfida, accetto la sfida. Ok, niente di tutto ciò. Madonna, madonna, quanta pressione, quanta pressione, quanta pressione. Quanta pressione, quanta pressione. Troppa. Sto male. Sto malissimo. Cioè, io qui mi prendo matto prima o poi, te lo dico. Allora, Christian, se tu ti difendi bene, sangue freddo, come fanno i motori, questa te la porti a casa perché sei un +4, quindi via tutta l'ansia, Dai, allora, cambiamo un paio di pezzi, tipo, se ti gioco questa, mal che vada lui ti gioca cavallo qua, e mal che vada tu giochi donna B3. Giusto? Bisogna calcolare in maniera lucida. Per fortuna qui non ci sono attacchi a sufficienza. Giusto? Poi, se gioco donna B3 subito, a che pro? Alfiere di 5, almeno faccio qualcosa con alfiere di 5. Alfiere di 5, alfiere per, donna per, vediamo se c'è qualche sorpresina. Non dovrebbe averla. Alfiere di 5, credo che cavallo sia quella prediletta. Cavallo, bene. E posso giocare sempre donna B3. Sì, dai. Insomma, può andare male. E fu così che prese ma può andare male. Io ho paura di queste robe. Ve lo dico. Mamma mia se ve lo dico se ho paura. Attenzione, attenzione, attenzione. Alfiere di 5, B5. E su B5 io ho donna per C6. Che cacchio. Oh, non è successo niente di mortale. Su, forza Christian, datti fiducia da solo, ragazzi, ho bisogno del vostro supporto. Ok, qui ci catturiamo bellamente. L'alfiere, perché se ti catturo l'alfiere tu vieni con la torre e ho altri problemi da risolvere. Se ti catturo con l'alfiere tu vai di pedone. Giusto? Quindi catturiamoci sto dannatissimo alfiere. Se vai di regina, cambio le regine, sono la persona più felice del mondo, e te pareva? Ci siamo. Stiamo uscendo da questo stormo incredibile, ci stiamo difendendo. Adesso portiamo la torricciuola in gioco, a supporto della donna. E qui pian piano finirà di ridere il nostro avversario. Ok, allora posso anche pensare... No, vabbè, ok. Attenzione solo agli attacchi qui, perché su questo magari arriva torre qui, spingiamo, stiamo bene. Alfiere di 4 mi piace moltissimo. Alfiere di 4, che potrà arrivare anche in un secondo momento. Va bene. Importante essere consci delle proprie possibilità. Io porterei una torre in gioco, così senza saperne leggere né scrivere mi tolgo da tutti i casini di doppi e robe varie. Giusto? Giusto. Importante che non mi fa dei giochini strani con la regina. Adesso c'è la regina libera. No, secondo me i giochini strani non ce li ha, dai. Secondo me non ce li può avere. Torre, tu vuoi andare qua? Sì. Il cavallo dove andrà? Qua. Bene. A quel punto, a parte che questo te lo posso minacciare dopo. Esatto. Torre qui, ti devi spostare col cavallo, o a meno che, non so, giochi donna qui, ma ti catturo qua. Torre qui, anche se questa secondo me è la casella per l'alfiere. Questa è la casa per l'alfiere. No, senti, l'alfiere è meglio che rimanga a base di F2. Torre qui, togli il cavallo. Dove lo metti? Lo metti qui. Non puoi metterlo lì.
lo metti qui, bene, mi minacci la donna, bene, tac, ti minaccio questo e ti minaccio anche, dai, questo secondo me è vincente, la faccio? No, non è vincente perché perdo un pezzo, ma meno male che l'ho vista, ma non ce l'aveva anche prima, fai vedere? No, niente. Stavo vedendo i fantasmi. Stavo vedendo che su questa c'aveva cavallo per F2 su torre, prendere l'alfiere, ma in realtà io posso prendere sempre con l'alfiere. Santo alfiere. Santo è l'alfiere. Vabbè, poi andiamo su robe brutte. Ok, ritirata. Show, vai via con quei pezzi. Bene. Posso cambiarti questo alfiere del Kaiser? La risposta è sì. Ma probabilmente su G3 arriva H4. G3, sacrificio, arriva la regina che mi ronza troppo attorno, non mi piace. Io quasi ti gioco questa. Dato che abbiamo sto più 4 e abbiamo bisogno di farlo valere, semplifichiamo. Quindi semplifichiamo, arriverà qui la torre. E buonanotte, dai. Anche perché qui arriva il cavallo dopo, Tac, cavallo. Ricordiamoci di questo cavallo. Quindi è il momento, dai, è il momento. Tolto il dente, tolto il dolore. Aspetta, che qui quando arriva il cavallo minaccia questa. Quindi alfiere, torre. Cavallo che viene qui che minaccia questa. Torre in H4, cavallo qui, donna in D3. Dovrei salvarmi. Vai, è andata. Non si torna più indietro. Cavallo qua. No, ok. Attacchi qui. Che parto sta partita, veramente un parto, ma di quelli... Fai vedere se posso sacrificarti qualcosa qua, perché sto cavallo veramente ha rotto le polsi in una maniera devastante. Cioè non posso sempre stare a difendermi contro sto qua. Gioco B3, arriva questa. Quindi devo giocare B4. Devo giocare B4, Vediamo se c'ho controgioco, ragazzi, infinita sta partita. Controgioco, il cavallo poi arriva qua. Però il cavallo nel momento in cui va via dal re, io sono felice perché posso pensare di iniziare ad attaccarlo. Tra l'altro, io devo sempre stare a bada con la mia regina alla mia torre. Ricordiamoci questo piccolo dettaglio. B4 credo sia la mossa giusta. Vuoi salire su in questo modo tu? Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Ok, A3. Giusto? A3. Ok, mi attacchi qui sulla debolezza, mi attacchi qui, allora io ti chiedo il cambio delle donne. Dato che abbiamo detto che è qui che vogliamo andare, arriva donna qui, e io posso rigiocare donna C4. Allora, aspetta, adesso la pensiamo bene. Torre, tu dove ti piacerebbe andare nella vita? Quali posti vorresti visitare? Io so che tu vuoi solo incolonnarti con l'altra torre, quindi io potrei anche scendere con questa e giocare qui. A dire il vero sì, perché difendo anche il punto C3. Tra l'altro, se non muovo la regina, la torre è difesa. A parte che potrei giocare re G1, a parte che re G1 potrei giocarla e dovrei giocarla probabilmente, però questa è la mossa che al momento mi ispira più di tutte. Che se arriva un cavallo qui ti arriva questa,
Sì, sì, la mossa che più mi ispira è questa. Ho scelto. Ho scelto che lei la... Attenzione, attenzione, su questa cavallo qui non la gioco più questa. Questa cavallo qui, però ti posso giocare questa. E tu vieni qui doppio sulle torri. Allora, facciamo che quando tu mi giochi questa, io poi scopro cosa fare. Intanto reggi 1, va? Tu mi fai questa qui? Senti, intanto reggi 1. Mi ha rotto le scatole. Reggi 1 per difendere la torre. Ok, bene, sono felice che l'hai fatta. Sono felice che l'hai fatta perché ti sei indebolito parecchio. Bene. Ora, in realtà io ora ho questa contromossa, donna di 4. Catturo con la torre e me ne vado via. Se proprio sono un fifone potrei giocare questa e questa, però credo che donna di 4 abbia un non so che di corretto, anche perché ti minaccio la doppia cattura. Quindi obbligo il cambio delle torri delle donne con donna di 4, quindi è la mossa che giocherò. No, che cacchio sto dicendo? Sì. No, che cacchio sto dicendo? Donna di 4, lui mi gioca questa. Oh, che svarione che stavo facendo! Che svarione! Che svarione potentissimo che stavo facendo! Che svarione potentissimo. Ok, ce ne andiamo via. Ce ne andiamo via, no problem. E su questa io penso di avere sempre delle intermedie. Dai, non puoi vincere con una mossa così. È vero che c'è il cavallo qua matto, ma potrà mica essere corretta questa mossa. Quindi torre e torre. Oppure torre, torre. Ah, qui bisogna pensare. Torre. G4. Torre in E3. La tua regina deve rimanere sul nero, quindi va qua. Bene. Donna di 4 non è buona. Torre F3. G4. Donna di 6. Torre di 3. Ok. Tac, tac, tac. Donna C7. Donna C7, vengo subito con la donna in E6. Quindi tac, tac, tac. Donna in D6, torre in D6, donna in C7 e poi vengo qui come dicevo. Torre qua. Ah, perché è così difficile la vita? Molto difficile. Va bene, dai, facciamola. Non c'è tanto da fare. Tac. Ok. Intermediate move. Intermediate move. Andiamo così. Ok, questa mossa devo dirti che non me l'aspettavo. Questo cambio gratis, devo dirti che non me l'aspettavo e quindi io ti cambio subito gratis, subito. Ok, minaccio un doppio di torri qui, però penso che sia il minimo del minimo del minimo. A me basta, basta togliere per esempio questa torre da qui e portarla qua e sarei già abbastanza felice. O portarla qui, per esempio. Portarla qui per andare in settima. Per esempio, tu vieni in A8. Va bene, dai, qui penso che non possa andare male.
Togliamoci dai salti del cavallo. Ok, a questo punto è il momento di dare scacco, qualche scacco, dopo di spingere sui pedoni. Re G6. Ok, niente, attivazione del re. Posso raddoppiare le torri qui così? Dobbiamo stare attenti perché il cavallo torna magari in difesa, rompe le scatole. Sì, penso che possa farla questa mossa. Tac. Se mi catturi qui c'è scacco, minimo mi rifaccio qui, massimo mi riprendo la torre. Quindi tac, cavallo F6, chiedo il cambio di torri. Tac, attenzione, c'è cavallo in D2, no, in realtà non c'è niente. Tac, tutte bisogna vederle con sta gente qua. Vai, proviamo a fare questa. Tac, cavallo D6, cavallo D6, scacco, tac. Vabbè dai, non può non essere buona. Deve essere buona. E fu così che prese matto. Ok, è arrivata. Ok, se va qua, minaccio questa. Allora, ok, allora pensiamoci bene. Tac, obbligato ad andare qua se no prende matto. Scacco con l'altra torre, va qui, tac, e faccio obbligo il cambio delle torri. E sinceramente cambiare le torri sarei molto ma molto felice. Quindi sì, credo che farò questa mossa. Oppure faccio subito scacco ora, in realtà non c'è bisogno. Scacco ora, vieni qui, scacco, cambio le torri. In realtà. Però questa è più carina perché minaccio proprio il matto, quindi credo che questa vada fatta. Tac, vieni qui, scacco, vai lì. Sì, facciamo questa. Posso riprendermi subito il pedone, però lui se ne prende uno, io me ne prendo un altro. Togliamo le torri. Tac, 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 tac. Mi mangi la torre, ti mangio la torre e c'hai un cavallo. Ma senti, quasi quasi te lo prendo sto pedone io. Quasi quasi te lo prendo io il pedone, perché se no tu dopo sei troppo forte col cavallo. Rischiamo di andare in patta, eh. Niente. Chiamatemi materialista, ma questi pedoni andavano presi. Ora minaccio matto, tra l'altro. Continuo a minacciare matto. Ok, adesso perde la torre perché scacco, interpone la torre, scacco. Oh, giusto. Mamma mia, che parto. Che parto, signori, che parto infernale. Mettiamo le torri il più lontano possibili dai suoi pezzi e andiamoci a prendere una regina, va? Che non fa mai male. Non fa mai male. Ok, vuoi andare a promozione anche tu? Sul serio. Andiamo qua. Metti il cavallo davanti. Ok. Sì, esatto. Cattura e promozione. Mamma che parto, che parto. Adesso la chiudiamo. Prima ti prendiamo il pedoncino. Ecco, senza magari prendere matto. Ok. Chiudiamola. Matto della scaletta. Tutto in premove. È andata contro Frank là. E adesso, ragazzi, livello finale, il boss finale, il gattino infame. Vai gattino. Eccolo lì. Bam, beccati questa, gattino. Beccati questa, gattino.
Vediamo un po' ora come te la sbrighi, gattino del Kaiser. Sto bullizzando, poverino. Ecco, questa non me la dovevi fare. Questa è una mossa che non dovevi fare. Perché adesso, e mo che faccio? Adesso perirai. Devo capire se c'è il sacrificio. Ok, questa l'ha ritirata giusta. Questa è la ritirata corretta. Adesso attenzione a qui sto scacco, il re lo facciamo andare su di qui, che dici? Oppure che prendo una legnata pazzesca. Ho paura di prendere una legnata pazzesca. Re qui. Mamma mia, mamma mia, mamma mia che gioco violento che sono gli scacchi, che gioco violento. Questo mi arrocca. Questo aspetta. Questo mi sacrifica qui. Io vado di donna, poi arrivo alfiere C4 e perdo la donna. Amico Fritz, quante ne sai, quante ne sai, quante ne sai. E io ti gioco questa. Io ti gioco quella. Che famo? Che famo? Non andiamo? Ti gioco questa. Giusto? Mi sembra molto strana come mossa, ma mi metto al sicuro da queste e ti minaccio l'alfiere. Sì. Beh, ottimo. La mossa proprio che non volevamo. Tac, 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 tac. Io prendo matto qua. O comunque ci siamo quasi. Questa va fatta, dai. Però così ti metto la regina proprio. Te la metto proprio in un punto. Se ti catturo qui, tu vieni col cavallo. Io vengo qui sul nero. Io vengo qui sul nero. Non puoi perdere. Aspetta. Ne usciamo anche stavolta, ne usciamo. Cavallo, tu vieni con la donna. Io ti catturo, tu mi catturi, scacco. Hai la donna sul bianco e io vado sul nero. Benissimo. Sì, secondo me questo te lo devo catturare perché comunque sia è un attaccante. Questo te lo devo catturare. Tu vai con la donna qui. Cattura, vado sul nero. L'unica minaccia è questa con doppio su re e donna, ma c'è l'alfiere. Ci siamo fin qui? Bene. Una volta che il mio re è qui e tu hai il cavallo qui e sono sul nero, che fai dopo che ti gioco donna H6, minaccio alfiere F5? Vai. Accettata la sfida. In realtà io ho sempre considerato questa, ma se tu vai in E5, se tu vai in E5, cattura, cavallo in E5, tac, prendo matto. Tac, cavallo in E5, tac, donna G6, prendo matto. Tac, cavallo in E5, re in F6, donna G6, matto. Tac, cavallo in E5, re in E6, re in E6, donna G6, cavallo F6. Tac, cavallo qui, re in E6. Re in E6, poi sul re qui arriva matto. Porca vacca, il gattino mi sta suonando. Tac, cavallo in E5, re in E6, donna G6, cavallo F6. Qui arriverà tipo re D2. Torre H6. Vabbè, oh, senti, qui la sfida bisogna accettarla, se no cavallo E5 scacco. Esatto. Re in E6. Perché da tutte le altre parti prendo matto subito. Urco. Questa proprio non me l'aspettavo. Perché hai giocato questa? Perché? Cioè, giusto per capire. Perché se ti catturo cosa cambia? Perché hai giocato questa? Cavallo F6.
Allora io sono più 2 di materiale, ricordiamoci questa roba qui, più 2 di materiale. Se io vado a un cavallo F6, mi lascio catturare questo pedone, e no, non posso. Alfiere G7. Donna qui, tac, tac. Io lo devo catturare questo, già capito l'andazzo. Glielo catturo, lui cosa cambia che gli ho catturato? Perché dopo arrocco c'è già la torre... non so perché fa ste mosse. Forte sto gatto. E boh, catturo. Che te devo dire? Donna H6. Donna H6, tac. Non lo so perché fa ste mosse. Non lo so. Arrocca, eccolo lì. Sono sulla soglia del matto e non lo so. Forse alfiere qui giocherei in questo momento, onestamente. Questa qui. Metti una torre qui dietro. A parte che minaccia anche questa. E se io gioco torre qua? Minacci sempre questa. Alfiere qua, minacci questa, che è potente, però io ho cavallo F6. Mamma mia che situazione, ragazzi. Cavallo qui, dai, cavallo qui, torre qui, cavallo qui, vieni con l'altra torre qui, tac, tac, matto. Cavallo qui, A6 devo giocare, già capito, A6 per evitare il matto qui. A6 bisogna giocare, cavallo F6, torre A di 1, cavallo qui, cattura. Cioè, non mi fa sviluppare i pezzi, è incredibile. E giochiamo questa, che te devo dire? Ah, mamma mia, che fatica. Secondo me se metto il cavallo qui me lo sacrifica. C'ho questo sentore. Se metto il cavallo qui me lo sacrifica. Ok. Ah, c'è questa, cavolo F7. Buonanotte a tutti. Niente, raga. E il boss finale mi ha ucciso, mi ha letteralmente ucciso. Niente, qui è d'abbandono. Mamma mia. Se volete divertirvi, fate questa sfida di fine anno e fatemi sapere com'è andata. Io col gattino ne ho preso prima una mazzolata prima di fare questo video e adesso, meno male che c'ha uno di Elo, sembra così innocuo ma in realtà pesta. Ragazzi, ancora auguri di buon anno, alla prossima.